Ha perso la vita di fronte al compagno mentre assieme stavano percorrendo il sentiero 702, il tratto dell'altavia numero 2 che dalla Valle delle Comelle in comune di Canale d'Agordo risale verso il rifugio Rosetta sull'altopiano delle Palle di San Martino. Non si conosce ancora il nome della donna di nazionalità tedesca che, stando alle prime ricostruzioni, attorno alle 10 del mattino sarebbe inciampata in prossimità della Torcia di Valgrande per poi precipitare da un salto di roccia sparendo alla vista del compagno. Giunto nel luogo indicato da quest'ultimo, l'elicottero Falco 1 ha effettuato una ricognizione fino all'individuazione del corpo senza vita della donna alla base della parete, un volo di 300 metri. La salma è stata recuperata con l'uso del verricello e trasportata a Gares, dove il soccorso alpino della Valle del Biois l'ha affidata al carro funebre, mentre il compagno ha espresso la volontà di scendere a valle da solo. Pochi minuti dopo un altro grave incidente sta lasciando la comunità di Feltre con il fiato sospeso per le sorti di un concittadino di 64 anni che attorno alle 11, mentre in compagnia della figlia stava scendendo con l'e-bike la strada militare che da Fodara porta a Rastua nel Cortinese, ha perso il controllo della bici in prossimità di un tornante ed è precipitato per oltre 50 metri. L'uomo è stato raggiunto da una squadra del soccorso alpino allertato da alcuni escursionisti e tramite l'elicottero Falco 2 è stato trasportato d'urgenza al San Martino di Belluno, dove versa in gravi condizioni.